Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, eccoci di nuovo qui con la raffica di problemi a oltranza che stavamo facendo. Ecco qua, eravamo arrivati all'esercizio 21, abbiamo il nero e secondo ciò che stavo pensando, penso che qua il nero debba dare scacco in B2. Perché il nero deve dare scacco in B2? Perché il re bianco deve retrocedere nella prima traversa perché il nostro re controlla queste queste tre caselle sulla terza. Quindi se il re bianco retrocede a E1 F1, giochiamo in E1 con F1, giochiamo torre B1 con infilate e perde la torre. Il bianco deve giocare re G1, dopo torre per H1, re per H1, il suo re sarà in H1. Allora lui ha due pedoni, ma noi abbiamo un pedone più lontano, il suo re, noi giochiamo C4 e ora lui riesce a frenare il nostro pedone se il suo re con la mossa entra nel quadrato. Il quadrato del pedone è ancora più semplice, è creare la diagonale del quadrato. Il quadrato è C4, C1, F1, F4, C4. Il re da H1 non può entrare nel quadrato, non entra nell'area. Se il bianco spinge il pedone in H5, noi possiamo bloccare il suo pedone, su H6 lo catturiamo e la mossa successiva avanzeremo il pedone e vinceremo la partita. Quindi la soluzione è torre B2. Addirittura non prova nemmeno a giocare re G1, giocare F1, ma ciò implica che guadagneremo la torre. Game over. Vediamo questa posizione. In questa posizione abbiamo matto in 2 con un tema di matto tipico sulle case nere. Lui ha giocato B3, ha fatto il fianchetto senza avere l'alfiere camposcuro, qua è destinato a perire. Ok, questa posizione penso che dobbiamo dare matto. Bisogna scegliere tra F4 o H4 per portare il re in H6 e poi porre fine alle sofferenze del re nero con torre H8. C'è da dire, è meglio giocare F4 o è meglio giocare H4? C'è una differenza tra queste due mosse. H4 sarebbe un errore perché cede la casa in G4 e quindi potrebbe complicare la vittoria. Potremmo giocare re G2 minacciando matto con F3, ma lui potrebbe giocare torre D2 mettendo la torre in settima e inchiodando il nostro pedone F che non potrebbe più avanzare, quindi non potremmo più giocare F3. Quindi è meglio giocare F4, così il re deve retrocedere, torre H8 scacco, unica mossa cavallo H7, torre per H7 e vinciamo. Quindi giochiamo F4, devo prendere la torre, torre H8 e matto. Vediamo questa posizione. In questa posizione il tema può essere l'eliminazione del difensore. Ne vogliamo dare matto del corridoio. Ci piacerebbe per esempio la torre sulla colonna E e ci piacerebbe usare tale torre per dare matto, no? Ci piacerebbe dare matto con torre 8, però su torre 8 lui giocherebbe torre per E8, quindi dobbiamo eliminare la torre, donna per B8, sacrifichiamo la torre, gioca cavallo per B8, ma il cavallo nessun pezzo controlla più l'ottava traversa e siamo liberi di dare il matto del corridoio e vincere la partita. Donna per B8, punto esclamativo. Che vediamo questa posizione. Il nostro avversario ha giocato torre C8, ora dobbiamo vincere la partita. Allora, sono due mosse candidate secondo me, alfiere per E6, però no, mi piace di meno, e donna F7. Allora dopo donna F7 guadagniamo la torre per forza, perché dopo donna F7 il re non ha caselle dove muoversi, e che è un attacco combinato di donna e alfiere, può andare in D6, noi giochiamo donna per E6, lui dovrà catturare in C7 allora che guadagniamo la torre con vantaggio di materiale decisivo, perché una torre è una torre. Donna F7, gioca donna in 7, a questo punto penso che il punto è che la donna difende il pedone in E6 ma è inchiodata, quindi giochiamo alfiere per E6 prima. Ora cambiamo le donne e guadagniamo la torre con vantaggio di materiale decisivo. Che vediamo quest'altra posizione.
In questa posizione penso che dobbiamo creare un attacco da matto. Allora, abbiamo la torre in presa, il materiale è pari, o meglio il bianco ha dei pedoni in più, noi abbiamo 4 pedoni, il bianco ha 7 pedoni, anche la coppia degli alfieri. La sua ultima mossa è stata prendere in F4. Allora, se giochiamo in modo lento, per esempio spostando la nostra torre, dovremmo perdere alla lunga perché abbiamo meno materiale. Dobbiamo provare a dare matto. A me piace quindi di solito la donna, no? Il pezzo più mobile anche per dare matto al re nemico. A me piacerebbe l'idea di donna D4, perché mi piace donna D4, che la donna in D4, per esempio se lui cattura in B8, possiamo giocare donna 1 scacco, re C2 e infine possiamo concludere tutto con donna B2 matto. Una conclusione amara, no? Per il nero. Su donna F4 il punto è che se lui giocasse alfiere E3 noi continueremo sempre con donna 1, re C2 e donna B2 matto. Su donna D4 se lui prende il cavallo noi giochiamo donna 1, re C2 e o donna B2 matto. Non abbiamo che l'imbarazzo della scelta perché anche alfiere per A4 sarebbe matto. Se lui giocasse per esempio una mossa come donna C2 per provare a sgomberare la casella di 2 per il re, abbiamo donna per F4, prendendo l'alfiere con scacco avremo un pezzo in più, partita vinta. Infine, se sposta la torre, minimo possiamo prendere la torre, prendere l'alfiere con partita vinta. Se spostasse la torre è probabile che anche donna 1 scacco vinca, re C2 e torre per E1. Quindi vediamo se donna D4 vince, la mossa su cui ho scommesso. Donna D4, sì. Re B1. Ok, a questo punto non avevo considerato questa mossa, però adesso vediamo un attimo. Minimo sì, che è la più logica perché fare il matto. Minimo abbiamo cavallo C3. Vediamo un attimo cosa succede su cavallo C3. Allora, su cavallo C3 se re bianco va in A1, prendiamo la torre, con scacco di scoperte vinciamo, perché guadagniamo abbastanza materiale. Su re B2 idem, cavallo per D1, scacco di scoperte, scacco doppio, materiale in più decisivo. Quindi il re deve andare in C1 o in C2. Allora se il bianco gioca re C1 potremmo giocare per esempio cavallo per A2 o cavallo per D1 interessante. Per esempio su cavallo per D1 lui potrebbe giocare alfiere per B8. Allora che potremmo forse entrare con la donna il suo re è in C2 abbiamo detto, no? Cavallo C3, re C2, cavallo per D1, alfiere per B8, noi giochiamo donna B2 scacco, re per D1, donna B1 scacco, attaccando il re che non ha case. Lui può solo interporre la donna in C1, allorché forse giochiamo torre 1, il re sovraccarico, gioca re per E1, guadagniamo la donna. E lì penso che dovremmo vincere la partita. Non abbiamo tanto materiale in più, ma il bianco non ha molto sviluppo. Penso che dovremmo vincere. In più in realtà su cavallo C3, re C2 penso che anche il cavallo per A2 sia buona, però cavallo per D1 deve essere meglio. Su cavallo C3, re C1 anche lì cavallo per D1, no? Deve avere effetti simili, quindi giochiamo cavallo C3 che deve essere la mossa. Re C2, qui siamo di fronte al momento della verità. Secondo me anche cavallo per A2 interessante, però si vede bene, ma cavallo per D1 deve essere la mossa migliore, quindi ripetiamo cavallo per D1, che se prendi in D1 troppo materiale in meno, donna per D1 prendo in F4 con torre in più, re per D1 entriamo e dovremmo avere partita vinta, no? Penso proprio di sì, penso proprio che la partita sia vinta. E se gioca per esempio se gioca alfiere per B8, quello che dicevo prima, donna B2, re per D1, donna B1 e guadagniamo la donna. Su cavallo per D1, re per D1, forse, cavallo per re per, forse non so se
davvero potremmo considerare questa posizione come vinta. Però sì, abbiamo, per esempio abbiamo donna 1 scacco, potrebbe giocare donna C1, e qua potremmo giocare donna per A2, e sembra che tutto questo sia vincente, no? Su alfiere per B8, donna per B3 scacco, donna C2, donna per B8, dovremmo mantenere un attacco fortissimo, dovremmo avere partita vinta. L'unica cosa che non so è se cavallo per A2 potrebbe essere più forte, ma dubito che sia più forte, sicuramente avremo meno attacco, quindi prendiamo in D1. Il motore conferma. Ecco, questo esercizio sembra che sia un'attrazione. Possiamo giocare donna per H3, se rifiuta il regalo e gioca re G1 giochiamo donna G1, se gioca re per H3 giochiamo torre H5 dando matto. Vediamo, donna per H3, torre H5. Andiamo all'esercizio 28. E in questa posizione bisogna vedere la casella di convergenza dei nostri pezzi è di 8, tutti i pezzi controllano di 8 e serve quasi una casella di matto. Abbiamo 3 attaccanti di 8, ci sono 2 difensori, un numero maggiore di attaccanti vince contro i difensori, quindi torre di 8 vince, alfiere per D8, torre per D8, la torre è difesa dall'alfiere, l'alfiere è inchiodato ma difende la torre e il bianco vince, torre D8, game over. Ok, questo esercizio sembra più facile dei precedenti, sembra che vinciamo forzatamente perché giochiamo donna per F2, re D1, E2 e poi catturiamo il cavallo promuovendo a donna e questo dovrebbe essere vinto in modo facile. Donna per, sì, game over. Ok, vediamo adesso questo finale. Questo finale potrebbe non essere così semplice. Allora, se non facciamo nulla, lui giocherà re per C4 e poi inizierà a spingere il pedone B. Ci sono 2 mosse da prendere in considerazione. O H4, che gli spezza in 2 la struttura, perché su G per H4 o su G4 prendiamo in F4, o E5, dove E5 difende indirettamente C4, che in caso di re per C4 andiamo a donna. Penso che E5 sia più logica. Dopo H4, G per H4, ci creeremmo i 2 pedoni uniti, no? Perché prendiamo in F4, però un attimo H4, G per H4, re per F4, re per C4. Ora il punto è che lui può spingere il suo pedone. E ai pedoni, noi abbiamo i pedoni uniti, ma non vanno donna da soli. Ad esempio, su E5 lui potrebbe giocare tranquillamente re di 5 e tenere il nostro pedone. Se noi appoggiamo il nostro pedone gioca H3 e mentre andiamo a catturare i suoi pedoni lui vince col pedone B. In H4 non deve essere la mossa deve essere E5. Non può catturare C4 perché arriviamo per primi a donna, non può nemmeno giocare re di 4 perché arriviamo per primi a donna, deve tornare indietro con il re, per esempio in C6, allorché noi attiviamo il re e dovremmo vincere, no? Poco a poco. E5. Ok, ora H4 di nuovo non ha senso, secondo me. Secondo me dovremmo giocare, anzi, prendiamoci pure del tempo. Su re 4, G4, K per G4, H4, si gli cadono i pedoni. Però un attimo, perché su re 4, re di 7, re F5, nero potrebbe giocare G4, H per G4, H4, ora giochiamo re per F4 e vinciamo, allora re 4 vince. Sì, re F5 e vince. Potremmo giocare F3 prima, ma preferisco re D5 perché voglio mangiare tutti i suoi pedoni e non ha sacrifici, perché su G4, H per G4, H4, re per, entro. Sì, game over. Ok, vediamo questa posizione. Allora, in questa posizione i punti critici sono H2 e F2. Lui ha appena difeso H2 con il cavallo. Però il punto è che se noi giocassimo donna per F2, re H1, non sappiamo come continuare l'attacco. Quindi giochiamo un sacrificio.
per ottenere una casella libera. Ne giochiamo alfiere per H2. Perché giochiamo alfiere per H2? Giochiamo alfiere per H2 perché ora, se lui ignora l'alfiere, giocare H1, noi giochiamo cavallo per F2 matto. Su alfiere per H2, se lui ignora l'alfiere di nuovo e giocare F1, giochiamo donna per F2 matto. Su alfiere per H2, se lui gioca cavallo per H2, noi allora giochiamo donna per F2, re H1, ecco ora la differenza avendo inserito alfiere per H2, cavallo per H2, che ora abbiamo la casella in G3 libera per il nostro cavallo, giochiamo cavallo G3 che da matto. Se iniziassimo con alfiere per re H1 alfiere per H2, il bianco può giocare, non è obbligato a giocare cavallo per H2 a qualsiasi mossa. Noi abbiamo bisogno che alfiere per H2 avvenga con scacco e sia forzante, quindi giochiamo questa mossa, donna per. Ora, grazie a questo sacrificio di alfiere, abbiamo sgomberato questa casella e possiamo dare matto. Siamo all'esercizio 32 e ora in questa posizione bisogna stare un po' attenti. Un'idea potrebbe essere giocare cavallo F6, torre per F6 e per F6, perché in una posizione così le minacce sarebbero troppe. Con il pedone in F6, per esempio, dopo cavallo F6, torre per F6 e per F6, abbiamo il pedone in F6, ora le minacce sarebbero donna E7, donna G8 matto, oppure alternativamente F7, F8 donna. Bisogna vedere se lui ha dei controsacrifici. I controsacrifici possono essere cavallo F3 o cavallo E2. Su cavallo F3 giochiamo G per F3 e vinciamo. Su cavallo E2 giochiamo re H1, cavallo G3 scacco, noi giochiamo H per G3, donna per F1, re H2 non ha più scacchi e non riesce più a difendersi, quindi cavallo F6 è la mossa. Dimenticavo, su cavallo F6 re D8 e noi giochiamo donna per F8 vincendo. Cavallo F6 e per F6, cavallo E2, ce ne andiamo, cavallo G3, ora F per G3 riceverebbe matto, siamo sempre in tempo per perdere, H per G3, re H2 e un sacrificio di donna, ora le minacce sono imparabili. In questa posizione come vinciamo? C'è un tema di matto tipico, donna per D7, donna D8 e matto. Ok, arriviamo, proviamo, quindi adesso questo è il problema 34, proviamo a continuare ancora un po'. In questa posizione abbiamo moltissimo materiale in meno, il problema del re bianco è il re debole, quindi noi potremmo provare ad approfittare del suo re debole. Potremmo provare per esempio a giocare, le mosse candidate sono cavallo per G2, cavallo G6, re G6. Proviamo a vedere un attimo come continuare a giocare. Cavallo per G2, scacco, ora potrebbe giocare re per H5, ora lì potremmo giocare forse torre G3, però ancora non vedo chiara, non mi sembra che la situazione sia ancora chiara. Proviamo a vedere un attimo, sono curioso di vedere come si difende. Re G6, bellissimo re G6, re G6 minaccia matto con cavallo per G2. Sia che lui gioca G3 sia che lui gioca G4, il cavallo non prende più il pedone ma è comunque matto. Quindi su re G6 lui giocherà torre A2, noi giochiamo re H6 con l'idea cavallo G6 che è una rete di matto imparabile, lui non ha scacchi, non può fare nulla. Quindi re G6 vince la partita e re H6 e cavallo G6 imparabile. Checkmate. Esercizio 35. Oggi arriviamo al 35, quindi questo è l'ultimo esercizio per oggi, però proviamo a finire bene, perché finire male sarebbe spiacevole. Allora, qua potrebbe sembrare che vogliamo giocare donna H5 con minacce innumerevoli. Il problema di donna H5 è che arriva il controgioco con donna F4 scacco e forse addirittura perdiamo. Quindi dobbiamo provare ad attaccare il suo re senza esporre il nostro.
Proviamo a vedere cosa fare. Probabilmente qua la serie di scacchi vince. Potremmo giocare torre di 8 scacco, su re h7, donna h5 è matto. Su torre di 8 lui deve andare in f7, allorché giochiamo donna h5. Su re 7 giochiamo donna e8 matto. Su torre di 8, re f7, donna h5, se gioca g6 giochiamo donna h7, diamo matto. Quindi sì, torre di 8 deve essere la mossa, re f7, donna h5, re 7, donna e8. Check. Check. Game over. Ok, siamo all'esercizio 35, qua c'è il 36. Proverò ad accennare una possibile soluzione. Questo sembra più facile degli altri esercizi. Donna h4 scacco, re f1, donna f2. Su donna h4 scacco, re 2, donna f2 matto. Su donna h4 scacco, re d2, alfiere 3, re 2, donna f2 matto. Non eseguo la soluzione perché sennò poi comparirà un altro esercizio che vorrò provare a risolvere. Quindi per ora ci fermiamo, siamo arrivati al 35. Vediamo come continuerà questo puzzle race a oltranza, questa raffica di problemi a oltranza. Alla prossima.